Però se posso dire che qua, insieme con voi e insieme con tutta la compagnia, mi sento rinato. Tornare per un giorno bambini, sentire la sabbia sotto i piedi e l'acqua sulla pelle, un'intera giornata trascorsa in spiaggia tra due passi sul bagnasciuga e un gelato sotto l'ombrellone. È l'opportunità che il centro servizi alla persona Domenico Sartor di Castelfranco ha offerto ai suoi ospiti in questo inizio estate. Tra giugno e luglio la casa di riposo castellana ha organizzato per i residenti diverse uscite a Jesolo che hanno permesso a una sessantina di anziani di trascorrere un'esperienza davvero fuori dall'ordinario, appoggiandosi ai confortevoli servizi del villaggio al mare Marzotto. Ho 93 anni, dovessi sentirmi da 93 anni non mi va. Allora stando insieme con la gente allegra, che è espansiva, molto espansiva da parlare, ti dà la soddisfazione. I 93 non te ne ricordi più. Dopo il successo dello scorso anno, il centro ha replicato anche in questa stagione, coinvolgendo ogni volta circa 15 ospiti. Grazie all'impegno del personale della struttura, dei familiari, i nonnini sono riusciti anche a rinfrescarsi in acqua e a fare il bagno, usufruendo delle speciali attrezzature messe a disposizione del villaggio Marzotto anche per le persone non autosufficienti. Un vero e proprio regalo per tanti anziani che non rivedevano il mare da molti anni, alcuni da decenni. Abbiamo mangiato il gelato, ci siamo schizzati, abbiamo sentito l'acqua fresca. Mi sono divertito un sacco con 3-4 donne a fianco. E poi, per finire, un bel white party sul prato, tra canti e balli, un momento che nessuno dimenticherà facilmente. Pensavo di no perché sono vecchia, ma mi sono divertita, dai. È stata una giornata meravigliosa. Con loro farei mesi qua.